Furto alla Canottieri di Mestre, il ladro è andato a colpo sicuro sapendo esattamente come e in quale momento agire. A Martellago ladri in casa mentre genitori e figli dormivano. Un mese fa avevano picchiato un 14enne alla stazione di Spinea, arrivando anche a gettarlo sui binari. Identificati 8 giovanissimi, 7 sono minorenni. Sconosciuta al fisco, ma con un giro d'affari milionario, la scoperta della Guardia di Finanza di Belluno nel mirino una 51enne prostituta del Trevigiano con case da Cortina a Venezia. Basta manganelli sugli studenti, striscione srotolato sul ponte di Rialto, il flash mob di Venezia, la prima presa di posizione pubblica delle associazioni studentesche venete dopo gli episodi di Pisa e Firenze. Edgardo Contato e Mauro Filippi sono stati confermati alla guida delle ULSS 3 e 4. Ecco un bilancio del loro primo mandato e i programmi per i prossimi anni. Riaperto ufficialmente oggi al termine dei lavori di ristrutturazione il Ponte Piccolo alla Giudecca, ripristinati gradini, parti metalliche e sottoservizi. Definite le date per l'avvicendamento e l'avvio del mandato di Pietrangelo Buttafuoco, da sabato 2 marzo sarà ufficialmente alla presidenza della Biennale di Venezia. Buonasera, bentrovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto. Su tutti questo è un aggiornamento dell'ultima ora, stanno andando sul posto i colleghi della redazione di Venezia. Follia in un bar a Mestre, cliente accoltella il titolare, non voleva pagare il conto. È successo poco fa a Mestre. Per tutti i dettagli ovviamente restate con noi. Tanti i fatti di cui vi dobbiamo darvi conto, ma è lunedì sera, quindi c'è il sondaggio di Ring che ritorna con un tema molto sentito, quello degli incidenti sul lavoro. Ci sono ancora troppi morti, a confermarlo nei giorni scorsi anche la CGA di Mestre. Serve il reato di omicidio sul lavoro, se ne sta discutendo a livello nazionale. L'obiettivo è arrivare ad un reato specifico come nel caso dell'omicidio stradale. Se sì, 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita e vi ricordo appunto l'apertura del Gazzettino.it online di adesso. Follia in un bar, stiamo raggiungendo il posto, follia in un bar di Mestre. E rimaniamo a Mestre per parlare del furto alla Canottieri. Il ladro è andato a colpo sicuro sapendo esattamente come e dove colpire. C'erano dei corsisti, erano state raccolte appunto una somma di 800 euro che era stata messa in segreteria in una busta così appoggiata sul tavolo, chiusa la porta, e evidentemente chi ha seguito l'operazione, ha seguito questo spostamento, è entrato subito, ha forzato la porta e ha preso la busta. Un colpo pianificato in pieno giorno verso le 11 del mattino alla Canottieri di Mestre in Punta San Giuliano. 800 euro il bottino, le quote di chi è iscritto ai corsi sportivi nella struttura. La segreteria non è stata messa a soqquadro, non è stata rovistata, quindi vuol dire che chi è andato a colpo diretto, chi è stato, sapeva bene dove andare e cosa fare. A quel punto non è rimasto che chiamare le forze dell'ordine, ma dal sopralluogo non sarebbe emerso nulla di utile. Se solo il ladro avesse agito il giorno dopo, sarebbe andata diversamente. La realtà è più divertente della finzione, nel senso che all'una, il furto è avvenuto verso le 11, all'una sono venuti la ditta che avevamo incaricato a montare le telecamere. Quindi noi la settimana prima avevamo incaricato la ditta di mettere le telecamere, sono venuti un'ora dopo il furto. Non è la prima volta che la Canottieri finisce nel mirino dei malviventi. 4 anni fa una guardia giurata aveva evitato un furto che si stava compiendo nel bar. Ma questo non è nemmeno l'unico furto degli ultimi giorni. A Olmo di Martellago i ladri sono entrati in casa, camere da letto comprese, mentre marito, moglie e 2 figli dormivano, portando via soldi, gioielli e un'auto nuova. A Venezia invece, in Calle dei Fuseri, colpo messo a segno ai danni dell'Ottica Mantovani, gestito da fratello e sorella. Scarso bottino, ma danni ingenti, e in attesa che gli addetti risistemassero tutto, i proprietari hanno deciso di dormire all'interno come vere e proprie sentinelle per evitare che qualcun altro potesse entrare.
Allora vi ripeto, Ilaria Marchiori, che avete sentito adesso nel servizio di apertura con Simone Merlo, sta raggiungendo il luogo di questa ennesima aggressione che è avvenuta a Mestre. Lo potete vedere anche dal Gazzettino.it. È stato accoltellato il titolare di un bar pasticceria in Corso del Popolo 92. Questo intorno alle 18. Secondo il racconto di alcuni presenti, un cliente non avrebbe voluto pagare gli alcolici consumati. Poi è scattata questa follia, l'aggressione con il coltello. E a proposito di aggressioni, sono stati identificati i responsabili dell'aggressione a un 14enne lo scorso gennaio alla stazione ferroviaria di Spinea. Si tratta di 7 minorenni e un maggiorenne. La polizia ferroviaria, in collaborazione con la squadra di polizia giudiziaria compartimentale, è riuscita a risalire ai presunti responsabili dell'aggressione avvenuta lo scorso gennaio alla stazione ferroviaria di Spinea, a un 14enne colpito violentemente e spintonato fino a cadere sui binari. L'avrebbero accerchiato in 8. Si tratta di un maggiorenne, già aggravato da precedenti per spaccio di stupefacenti, e 7 minorenni, tra cui 3 ragazze di 15 anni già denunciate per altri episodi di violenza privata, minacce ed estorsione. Quando gli agenti della Polfer a gennaio arrivarono sul luogo dell'aggressione, trovarono il 14enne in stato di shock con alcune ferite al volto, mentre il gruppetto di giovani aveva già fatto perdere le proprie tracce. A quel punto gli operatori raccolsero le descrizioni degli aggressori dai testimoni, primo tassello indispensabile per identificarli e successivamente rintracciarli. Sono stati denunciati in stato di libertà. Parliamo adesso di prostituzione. È stato inferto un duro colpo a un giro appunto di prostituzione in tutto il Veneto, compresa la provincia di Venezia. Una chiesetta a Treviso, aree comuni condominiali a Mira nel Veneziano e poi appartamenti acquistati e venduti anche in perdita per ripulire denaro sporco. Un giro d'affari stimato in quasi 3,5 milioni di euro, provento di presunta attività di prostituzione svolta da una 51enne di nazionalità rumena col benestare del marito trevigiano Dionè Fonte di 71 anni e della figlia 27enne, ai quali erano intestati circa una quarantina di conti correnti nei quali confluivano denaro e titoli di credito. È clamorosa l'operazione del nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale della Guardia di Finanza di Belluno, che dopo quasi 1 anno e mezzo di attività ha concluso il primo filone di una vasta indagine coordinata dalla Procura di Treviso. A dare il là all'indagine il monitoraggio di investimenti immobiliari a Cortina nell'ambito degli accertamenti avviati per garantire la legalità in vista delle Olimpiadi 2026. È un'attività che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che ci ha consentito in questo caso di trovare questa situazione perlomeno strana, visto che c'era un acquisto importante di un immobile fatto per circa 700.000 euro da parte di una persona che non aveva capacità patrimoniali, reddituali. Appostamenti, intercettazioni, pedinamenti hanno fatto arresto e il cerchio si è chiuso nei confronti di 7 persone. Oltre alla donna, i componenti della sua famiglia sono stati denunciati per evasione fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio. Altre 3 persone, un 39enne romeno, un 54enne milanese e un 49enne trevigiano, questi ultimi anche per favoreggiamento della prostituzione. In capo a loro il compito di pubblicare annunci nei siti per agevolare gli incontri fra la donna e i clienti al di sopra di ogni sospetto. Il giro d'affari ricostruito abbraccia un periodo tra il 2016 e il 2023. I proventi utilizzati per l'acquisto di 19 beni immobili fra le province di Treviso, Padova, Belluno e Venezia. Il sequestro preventivo operato dalle Fiamme Gialle riguarda 2 fabbricati, un terreno, 4 auto e disponibilità finanziarie giacenti in 5 banche. Sequestrati anche 9 device che saranno presto sottoposti a analisi forense perché l'indagine potrebbe riservare ancora interessanti sviluppi. Adesso dobbiamo cercare di capire anche se vi sono intanto ulteriori capitali e effettivamente anche dove sono stati poi investiti, se vi sono stati anche ulteriori investimenti, quindi l'attività prosegue perché abbiamo sequestrato la settimana scorsa documentazione amministrativa oltre che personal computer, cellulari e quindi vedremo, approfondiremo, continuiamo, le indagini continuano.
Vi mostro anche l'home page della Nuova Venezia e Mestre, barista coltellato a Mestre, aggressore in fuga, i rilievi della polizia. Ilaria Marchiori e Simone Merlo stanno andando sul posto, questo bar pasticceria in Corso del Popolo, quindi ennesima aggressione. Noi ritorniamo alla giornata di ieri, al flash mob delle associazioni studentesche a Rialto dopo le manganellate di Pisa e Firenze. Basta manganelli sugli studenti. Lo striscione srotolato sul ponte di Rialto campeggia sul traffico che attraversa il Canal Grande, precedendo di qualche ora la manifestazione di Padova, il flash mob di Venezia e la prima presa di posizione pubblica delle associazioni studentesche venete dopo le cariche di polizia su 2 cortei a Pisa e Firenze, vicende per le quali l'interesse della procura è stato preceduto da un dibattito politico che è arrivato fino al Quirinale. Siamo qui per manifestare il nostro dissenso contro un governo che reprime qualsiasi manifestazione degli studenti. Abbiamo visto quello che è successo a Pisa e non possiamo continuare a rimanere a guardare questa situazione. Per questo, per ogni manganellata costruiremo una piazza in più, realizzeremo una piazza in più. Abbiamo visto un governo che piuttosto che dialogare con gli studenti e capire come ascoltare le voci che giustamente da le giovani generazioni e non solo stanno emergendo, preferisce contrastarle e zittirle a colpi o di decreti o di leggi ad hoc oppure appunto di botte in testa con i manganelli all'interno delle piazze. Secondo i manifestanti, un uso della forza così brutale nei confronti di studenti e studentesse inermi, in alcuni casi minorenni, non può appartenere a uno Stato che si definisce democratico e apre ad una riflessione più ampia su quelle che sono o dovrebbero essere le modalità di confronto nel Paese. Ad esempio, per gli attivisti climatici vengono fatte leggi ad hoc volte proprio a eliminare la capacità di singoli movimenti di manifestare attraverso i loro metodi le necessità e le idee che hanno, e allo stesso tempo all'interno delle piazze per la Palestina, ma non solo, abbiamo visto come un colpo di manganello sia visto da questo governo come uno strumento molto più forte per contrastare gli studenti, piuttosto che appunto accogliere le critiche e creare un clima di confronto che possa davvero ascoltare le voci delle nuove generazioni. Confermati i manager della sanità veneta, lo ha fatto oggi a Palazzo Balbi il presidente Luca Zaia. Un magic team perché? Perché loro sono peraltro i direttori che mi hanno seguito durante la pandemia. Ci si dimentica che questi sono direttori che sono stati in trincea, che hanno conosciuto la fase acuta della pandemia. Tutti confermati fino a marzo 2026 i manager che hanno diretto negli ultimi 3 anni le aziende sanitarie del Veneto. Uniche novità, alcuni spostamenti nel territorio così da migliorare, secondo il presidente Luca Zaia, la performance complessiva del sistema regionale. Confermato all'azienda ospedaliera di Padova e fino a maggio come commissario all'ULSS 1 Dolomiti Giuseppe Dalben, così come Francesco Benazzi a Treviso, Edgardo Contato all'ULSS 3 Serenissima, Mauro Filippi alla 4 Veneto Orientale, Paolo Fortuna alla 6 Euganea, Carlo Bramezza alla 7 Pedemontana, Callisto Bravi all'azienda ospedaliera di Verona e Roberto Toniolo all'azienda 0. Già alla direzione dell'ULSS 5 Polesana, Patrizia Simionato è stata nominata direttore generale a Vicenza, mentre Maria Giuseppina Bonavina lascia l'ULSS Berica per prendere le redini dello IOV. È lei a succedere a Patrizia Benini, nominata nuovo direttore dell'ULSS 9 Scaligera al posto di Pietro Girardi, che torna all'ULSS 5 Polesana. Direttori per cui nei nuovi contratti è stata introdotta la tutela legale da parte della Regione. Parametri della sanità positivi, malgrado il personale sia rimasto invariato. Ovviamente come prima sfida sulla quale stiamo ancora molto lavorando e spero si arrivi al giro di boa entro inizio estate è quella delle liste d'attesa. Si consideri che è un problema, direi, nazionale quantomeno, un problema dato dalla mancanza di medici, ma insomma cerchiamo di venirne fuori. C'è tutto l'aspetto della rivisitazione dell'assistenza territoriale, tutto l'aspetto relativo ovviamente alle strutture ospedaliere, al nuovo ospedale di Montecchio anche maggiore, e soprattutto bisogna porre molta attenzione e proseguire e non bassare mai la guardia per quanto riguarda l'aspetto degli investimenti in tecnologia. Tante le sfide, ribadiscono i direttori. Che abbiamo di fronte a Padova, vedi il nuovo ospedale, vedi la riqualificazione dell'area giustinianea, e a Belluno c'è tutto il tema appunto da una parte sicuramente dell'evento olimpico molto importante, ma c'è un territorio che ha bisogno di una stabilizzazione del suo sistema sanitario. Per l'ULSS 3 e l'ULSS 4 quindi sono stati confermati rispettivamente Edgardo Contato e Mauro Filippi. Queste le loro parole.
Si aspettava la riconferma? Oddio, è una cosa, mi auspica la riconferma, è un desiderio che sicuramente avevo nel cuore. Ci speravo, ecco, è sempre, diciamo, il desiderio è quello di continuare a fare questo lavoro, che è un lavoro bellissimo, poi fino all'ultimo c'era sorpresa, ma è andata bene. Il bilancio fa di questi suoi primi anni alla guida dell'ULSS 3, che cosa le aspetta per i prossimi anni? Beh, 3 anni difficili, l'ha detto il Presidente, una pandemia di mezzo, la definizione del PNRR, l'Ucraina. E per il futuro? Per il futuro ci sono 300 e rotti milioni di euro da investire, che significa dare delle nuove opportunità e significa anche poter riempire tutte queste risorse con delle competenze, e quello sarà ancora lo sforzo maggiore. Beh, da fare rimane moltissimo, perché c'è tutto il PNRR da mettere a terra, i cantieri sono partiti e quindi vanno adesso gestiti. Abbiamo la rivoluzione dell'assistenza territoriale col DM77 da portare a casa, l'integrazione ospedale-territorio e, come ha detto il Presidente, un gran lavoro verso le persone più fragili attraverso un'opera di umanizzazione all'interno delle nostre strutture. Riaperto ufficialmente oggi al termine dei lavori di ristrutturazione il Ponte Piccolo alla Giudecca, la presenza dell'assessore ai lavori pubblici Zaccariotto. Il progetto approvato nel 2022 ha visto un ripristino strutturale di restauro a seguito di un finanziamento da 250.000 euro ottenuto attraverso una raccolta fondi con numero verde solidale avviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, dopo l'acqua alta del novembre 2019. Ripristinati i gradini, le parti metalliche, i sottoservizi, acqua, gas, elettricità e comunicazioni. Fondamentale sarà anche l'abbattimento delle barriere architettoniche, così dunque il Ponte Piccolo alla Giudecca. Ma come sapete noi stiamo monitorando il fronte di Mestre, l'aggressione è avvenuta poco fa in un bar di Corso del Popolo. Ci collegheremo a brevissimo, intanto la pubblicità. Diretta stiamo seguendo questa ennesima aggressione shock in centro a Mestre, in Corso del Popolo. Un barista accoltellato all'interno del proprio locale, ci sarebbe l'aggressore in fuga. Sono arrivati sul posto, questione di pochi secondi, Ilaria Marchiori e Simone Merlo. Intanto vi do quest'altro aggiornamento, perché sono state definite le date per l'avvio del mandato di Pietrangelo Buttafuoco. Parliamo di Biennale di Venezia, poi ci colleghiamo con Mestre. Da sabato 2 marzo Pietrangelo Buttafuoco sarà il nuovo presidente della Biennale di Venezia per una durata di 4 anni. Lo stabilisce un decreto del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha così formalizzato la nomina dopo il positivo parere delle commissioni cultura di Camera e Senato, avvenuto lo scorso novembre. Il benvenuto della consigliera delegata alla cultura del Comune di Venezia, Giorgia Pea. Sono molto felice che il governo abbia nominato una persona con il suo background e soprattutto con la sua sensibilità, e non dubito che grazie a lui ci sarà un nuovo input, dei nuovi stimoli e un valore aggiunto. Buttafuoco prenderà il posto di Roberto Cicutto, che finirà il suo mandato a febbraio 2024 dopo aver già garantito un esemplare passaggio di consegna all'insegna di un altissimo rispetto istituzionale. Buttafuoco, giornalista, scrittore e autore teatrale, è laureato in filosofia, classe 1963, ed è stato redattore del Secolo d'Italia e ha collaborato con l'Italia Settimanale, di cui è stato direttore nel 1996, il giornale, il Foglio, Panorama e la Repubblica. Dal 2007 al 2012 è stato anche presidente del Teatro Stabile di Catania, autore di numerosi saggi e romanzi. L'ultimo libro scritto da Buttafuoco è Beato lui, panegirico dell'arci-italiano Silvio Berlusconi. Tra le grandi sfide ci sarà anche quella di traghettare l'archivio ASAC dal Vega all'Arsenale di Venezia, dove
sicuramente verrà inaugurato un nuovo centro di studi, un nuovo centro di ricerca che avrà un ruolo strategico. Per il presidente uscente Roberto Cicutto, ecco gli ultimi impegni ufficiali. Lunedì sarà a Ca' Giustinian per un'iniziativa dell'Archivio Storico. Martedì a Roma interverrà la presentazione del Padiglione d'Italia, che sarà presente alla 60ª esposizione internazionale della Biennale d'Arte. Infine giovedì presiederà il Consiglio dell'amministrazione con l'approvazione del bilancio. Questi gli aggiornamenti dunque del nostro Lorenzo Maier per quanto riguarda la Biennale di Venezia. Vedo Ilaria Marchiori sul posto in Corso del Popolo davanti al bar Teatro dell'Aggressione. Ilaria, mi senti? Ilaria Marchiori con Simone Merlo. Ilaria. Sì, Cristian, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, ti sento, ci troviamo proprio qui in Corso del Popolo dove circa un'ora fa è avvenuto l'ennesimo accoltellamento. È successo in questo bar, SK Pasticceria Bar, come vedete ci sono ancora parecchie persone, ancora chi è sconvolto, sono per lo più stranieri, dunque molti non sono ancora riusciti a parlarci perché appunto non parlano italiano, però secondo una prima ricostruzione dei fatti di quanto è accaduto sembra che un cliente all'interno di questo bar che aveva consumato parecchi alcolici non volesse pagare. A quel punto il titolare, alzando il tono e chiedendo di pagare, l'avrebbe per così dire fatto arrabbiare e quindi avrebbe tirato fuori un coltello ferendolo, sembra, alla testa. Poi ovviamente è stato portato subito in ospedale e sul posto è arrivata la polizia per tutti i rilievi del caso che adesso appunto stiamo cercando di capire anche quali poi saranno gli sviluppi. Tante le persone che si sono portate qui intorno per capire che cosa stava succedendo e qualcuno poco fa ci ha detto addirittura tanto ormai è all'ordine del giorno, non siamo per niente sorpresi, sono episodi che quasi non ci sconvolgono più. E questo infatti è uno degli ennesimi episodi che avvengono proprio qui nelle zone di Mestre, in particolare anche un accoltellamento. Ce n'era stato anche uno qualche giorno fa, non qui in Corso del Popolo, ma ricorderete al Parco Hayez, in cui era stato accoltellato un ragazzo di 19 anni. Ilaria. Ecco, queste sono le notizie, Cristian, che abbiamo. Sì. Io ti ringrazio per il momento, adesso andiamo in pubblicità, rientriamo con Treviso, ma torniamo a collegarci con te, Simone Merlo, per altri aggiornamenti. Ti ringrazio davvero per queste notizie. È tutto da Venezia, vi lascio all'edizione trevigiana e al meteo. Buona serata. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. La perturbazione atlantica continua ad influenzare il tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 27 febbraio. Sul Veneto sarà spiccatamente instabile, cielo coperto e precipitazioni frequenti, fenomeni più diffusi e significativi su pianura e prealpi, limite delle nevicate intorno ai 1200-1500 metri sulle Dolomiti, dove ci sarà un forte pericolo di valanghe, grado 4 della scala. Temperature stazionarie minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 9 e 11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà nuvoloso con piogge a tratti abbondanti e intense. Quota neve inizialmente sui 1200 metri circa. Temperature minime sugli 8-10 gradi, massime intorno ai 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in cielo prevarranno le nubi con precipitazioni diffuse. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sugli 8-9 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.